Bene, eccoci insieme anche oggi. L'ospite è Federico Boin, che è il presidente dei metalmeccanici di Confartigianato Veneto. La sua presenza è legata in particolare ad una partecipazione che si terrà dall'1 al 3 febbraio al SAMU Expo, il salone della subfornitura metalmeccanica che si tiene a Pordenone. Per la quarta volta aziende di Confartigianato Veneto di questo settore parteciperanno in maniera unitaria. Quest'anno con una novità, perché c'è anche una partnership con l'Università di Padova, in particolare con il team di Formula SAI, di cui poi spiegheremo cos'è. Detto ciò, partirei proprio dalla novità, in qualche maniera, anche se è il quarto anno di partecipazione unitaria, una presenza che è cresciuta. Infatti insomma, abbiamo chiamato anche la puntata l'intesa che va veloce, proprio per il collegamento con questo team di Formula SAI. Ma lavorando nel campo della subfornitura, che vuol dire fondamentalmente conto terzisti, quindi lavorare per altre aziende, l'unione non sarebbe automatica, cioè l'intesa, il team, il network, tanti bei nomi per dire, insomma, sì, lavorare in squadra. Intanto buongiorno e grazie per l'invito. È difficile, sempre. Diciamo che per quello che è il mondo artigiano è sempre stata una grossissima difficoltà a fare team, fare relazione, aggregazione, infatti si sente parlare spesso di reti d'impresa. La cosa importante che abbiamo fatto come Confartigianato Veneto è stata quella di puntare proprio a questa manifestazione fieristica, che è la fiera appunto della SAMU Expo 2018 di Pordenone, perché è una fiera molto vicina alla nostra regione. Abbiamo visto negli anni, appunto partecipando inizialmente come Confartigianato Padova ed ora come Confartigianato regionale, che è un modo semplice e veloce per incominciare a conoscerci tra noi artigiani, tra noi imprenditori, ed è un modo anche per creare relazioni tra di noi. Una cosa importante che porteremo in fiera quest'anno, appunto come ha detto lei, è l'avere la Formula SAE, che è la formula, tra virgolette, la Formula 1 delle università. Cosa è successo con questa Formula 1 delle università? Che molte delle nostre imprese hanno incominciato a fornire pezzi meccanici o attrezzature a questi ragazzi. Ecco, spieghiamo allora, c'è un campionato europeo, se non vado errato, tra università che ogni anno devono costruire da zero una macchina da corsa. Esatto. Se non vado errato, fra l'altro a propulsione elettrica. Sì, allora era iniziato agli albori proprio con una macchina a propulsione, quindi a benzina. Cioè una benzina e una elettrica. Adesso da mi pare 4 anni hanno incominciato anche a costruire questa macchina a propulsione elettrica. E la cosa bella di questo progetto è che questo team dell'università gode di ben 150 sponsor, vale a dire aziende come quella metalmeccanica, ciascuna fa un pezzettino, insomma, in qualche maniera contribuisce, perché immagino che le risorse dell'università, come sempre, saranno limitate. Infatti è proprio questo il punto. Noi abbiamo abbracciato inizialmente come Confartigianato Padova, adesso cercheremo di abbracciarlo anche come Confartigianato regionale, questo progetto all'università, perché vediamo intanto questi studenti che sono ben propensi a collaborare con le nostre aziende. Beh, è entusiasmante come esperienza. È entusiasmante anche perché spesso e volentieri il mondo dell'università è un po' distaccato da quelle che sono le nostre imprese artigiane, perché magari le vedono come aziende piccole e quindi magari non essendo strutturate hanno paura che non siamo al passo con i tempi. Invece adesso si sta rendendo conto che proprio le nostre aziende piccole sono molto al passo con i tempi, investono moltissimo delle loro risorse in tecnologie nuove. Basti pensare anche ai finanziamenti sulla fabbrica 4.0, le medie e piccole imprese sono quelle che ne stanno usufruendo di più. Questi ragazzi universitari cominciano a conoscere le nostre aziende, cominciano a collaborare con noi, capiscono che comunque all'interno delle nostre attività c'è qualità e vedono che hanno anche delle risposte veloci. È un'iniziativa lodevole. Tra l'altro, onore al merito, l'Università di Padova ha vinto anche alcune importanti loro competizioni. Partecipano a varie competizioni e riescono anche a vincere delle fasi delle gare anche importanti, perché comunque è veramente un team di 70 studenti ben organizzato, perché sono organizzati come un'importante azienda. Si pensi che c'è il team manager, quindi proprio ragionano come se fosse a tutto e per tutto un'azienda, quindi hanno addirittura chi segue anche il marketing, chi cerca gli sponsor, chi cerca i finanziatori. È veramente entusiasmante collaborare con loro, anche perché sono ragazzi molto dinamici.
si parla tanto di alternanza scuola-lavoro, in questo caso insomma è una integrazione proprio. Sì, fra... questo è secondo me il top dell'alternanza scuola-lavoro. Ecco, approfitto per chiedere, avete difficoltà nel settore metalmeccanico a trovare manodopera? Sì, purtroppo sì, perché adesso è un momento in cui la metalmeccanica sta spingendo parecchio, gli ordinativi sono in crescita e quindi c'è una ripresa nel nostro settore. Il problema adesso di noi imprenditori è quello di trovare risorse e quindi trovare ragazzi che abbiano voglia di Risorse affrontare, umane in questo caso. abbiano voglia di affrontare questo mondo. Per molti è visto un mondo forse vecchio, retrogrado, invece è un mondo fatto di alta tecnologia. Noi imprenditori investiamo su tutte le ultime tecnologie che vengono proposte sul mercato, investiamo comunque su software gestionali importanti, abbiamo macchine sotto controllo tramite PC e quindi veramente c'è molta tecnologia all'interno delle nostre aziende. C'è molto da imparare perché io dico a tutti quanti, anche ai miei colleghi artigiani imprenditori, che noi stessi imprenditori non abbiamo mai finito di imparare. Fintanto che veramente non dai un giro di chiave alla tua azienda, ogni giorno devi metterti comunque in competizione con nuove tecnologie, in competizione con nuovi materiali e quant'altro, quindi dobbiamo essere veramente sempre formati anche noi stessi. Ecco, all'imprenditore Federico Boin, quello della subfornitura in genere è una scelta strategica per l'azienda o una fase di passaggio per diventare un pochino più grandi? Perché lavorare conto terzi in passato e in altri settori ha comportato dei rischi. Sì, per quello che concerne la mia attività, mi auguro che nel tempo sia una fase di passaggio, nel senso che è bellissimo comunque lavorare a conto terzi perché ti fai molta esperienza nel tuo settore, però secondo me l'apice veramente della tua attività deve essere comunque il costruire un qualcosa di tuo, magari appunto collaborando anche con l'università, perché non è detto che magari adesso anche da questo progetto con RaceUp dell'Università di Padova non ci porti magari a collaborare con qualcuno di loro quando sono diventati ingegneri per fare un prodotto che magari era fermo solo nella nostra mente. Anche nel settore metalmeccanico avete il problema della concorrenza dei paesi terzi, come ad esempio può essere nel settore della subfornitura artigiana, nel campo della moda. Ma lì l'hanno pagata pesantemente. Sì, dipende forse dalla tipologia e dal settore che si segue. Forse la scelta strategica migliore è quella di avere molti clienti, averli nei settori più svariati, non fare magari troppi particolari di serie che magari qualcuno può anche decidere di farli copiare oppure farli... Esiste allora il problema? Diciamo che negli ultimi tempi comunque io ho visto molte aziende anche italiane che prima importavano prodotti dall'Oriente e quant'altro ritornare per un problema di qualità, nel senso che l'aumento degli scarti comunque rallentava quella che era la produzione, adesso che il mercato comunque si è rimosso c'è un problema che comunque devi consegnare, le commesse vanno avanti e di conseguenza stanno ritornando a cercare più che la quantità la qualità. E quindi le nostre aziende hanno ricominciato a lavorare parecchio. E tanto per completare il giro d'orizzonte sui problemi della categoria, la questione dei pagamenti, che era un altro degli anelli deboli del settore della subfornitura. Allora, io ho notato che nel momento... Ricordo che c'è una legge che prevede dei tempi certi, ma insomma, tra il fatto che ci sia la legge e venga rispettata, i tempi certi non li garantisce nessuno, nel senso che anche se hai dei crediti, vanti dei crediti, fai fatica a recuperarli nel breve tempo. Quello che comunque posso dire è che adesso, essendoci comunque più lavoro, riesci a fare una cernita di quelli che sono i tuoi clienti. E da quando c'è stato il forte della crisi sicuramente è cambiato anche il sistema di pagamento dei clienti, c'è più regolarità, c'è comunque più flusso monetario, le aziende incominciano a ritornare abbastanza, a riassestarsi dal punto di vista finanziario. Sicuramente è stato un grosso scotto la crisi che ha portato anche aziende grosse a ritardare i pagamenti e a mettere in crisi le piccole e medie imprese. Per concludere, tornando a parlare della vostra presenza al SAMU di Pordenone, ci saranno 46 aziende, di cui 27 di Padova, 16 di Treviso e poi una per ciascuna delle province di Vicenza, Verona e Venezia. Questa è una questione di sensibilità, invece la fotografia della dimensione della subfornitura, ad esempio in provincia di Padova, maggiore che in quella di Venezia? No, forse più che... È uno storico, cioè è nata così? Sì, forse si parte più da dati storici, nel senso che come Confartigianato Padova siamo stati i primi ad affrontare 8 anni fa la fiera di Pordenone.
quindi comunque diciamo l'osso duro la fa Padova. Si è mossa bene anche Treviso, che comunque aveva affrontato delle altre fiere con noi, tipo a Parma, e quindi si è mossa bene anche Treviso. E Verona, Vicenza magari hanno fatto un po' più fatica in questa fase a convincere le aziende ad uscire e incominciare a fare le fiere, però non è detto che nei prossimi anni non si riesca a sviluppare anche sugli altri 3 territori, e ne sono convintissimo. Federico Boin, che è il presidente dei Metalmeccanici del Veneto, su questo si impegna, mi pare. Sicuramente. Che questo sia un obiettivo della sua presidenza. Lo ringraziamo e ricordiamo che allora dall'1 al 3 febbraio prossimo al SAMU Expo Salone della Subfornitura Metalmeccanica, che si terrà a Pordenone, Confartigianato Veneto organizza una presenza articolata, un network, riuscendo a far diventare concretezza lo slogan fare impresa, fare squadra, fare network. Grazie, complimenti e buon lavoro. Grazie a lei. A voi alla Grazie. prossima.